C'è chi protesta contro il Vista-Red e chi invece lo vuole. Dopo la tragedia sfiorata in centro a Caltana, dove una mamma con bambino a bordo è passata col rosso, i residenti chiedono la messa in sicurezza dell'incrocio, una telecamera, dei dissuasori, qualsiasi cosa serva da deterrente alla velocità sostenuta delle auto. Edizione speciale della Castellana di Martellago, quest'anno tutta dedicata alla Grande Guerra 15-18. L'appuntamento è per domenica 11 maggio a Cade la Nave. Ci saranno mostre, spettacoli, figuranti in costume e auto militari d'epoca. A Gardigiano di Scorzè invece trionfo dei sapori primaverili con la 38ª festa dell'asparago e della fragola. La Benetton cambia pelle. Per la prima volta la presidenza va fuori famiglia. Alessandro cede la poltrona a Gianni Mion, mentre la carica di amministratore delegato va a Marco Eiroldi. Il nuovo assetto punta a valorizzare il ruolo dei manager in una fase di riorganizzazione. Nel 2013 ricavi in calo di circa il 10%. Faceva la bella vita coi soldi della scuola, case, auto di lusso, vacanze. Davide Gabrieli, economo dell'Istituto Comprensivo Povegliano Villorba, non si negava nulla. L'uomo, arrestato dalla Mobile di Treviso, si era impossessato di circa 200.000 euro, facendoli passare come somme destinate a fantomatici supplenti. I carabinieri di Padova hanno arrestato l'uomo accusato di aver ucciso a Fontaniva l'ex barista di Cittadella Alfredo Giacon. È un 25enne di origini marocchine residente a Grantorto che ha confessato dopo ore di interrogatorio. Il movente sarebbe una reazione furiosa per una prestazione sessuale negata. Fino a pochi giorni fa, sul muro dell'ex Foro Boario, in corso Australia a Padova, c'erano 4 figure alte e misteriose, opera dello street artist Kenny Random. C'erano perché una mano di grigio le ha cancellate. Pare si tratti di un intervento contro il degrado voluto dal comune. Perplessi persino gli operai che hanno tinteggiato.